Un caro saluto a tutti dall'amministrazione comunale di Casarsa della Delizia. È il Dante D, questa giornata speciale che è stata scelta per celebrare la Divina Commedia in un anno particolare che è quello dei 700 anni dalla morte del nostro sommo poeta Dante Alighieri, fondatore in qualche maniera, capostipite della letteratura italiana, ma anche padre della nostra cultura, della nostra letteratura e anche della nostra identità di italiani. E quindi il nostro comune non poteva mancare, siamo un paese, una terra di poeti, di letterati e anche noi vogliamo unirci a queste celebrazioni. Abbiamo pensato di farlo in un modo originale, speriamo sia simpatico e gradito a tutti, e lo facciamo proprio riportando nella nostra terra Dante. E quindi leggendo tutta la Divina Commedia, però in una edizione un po' speciale, che è l'edizione in friulano scritta alcuni anni fa da Hermes Culos. Hermes Culos è un nostro concittadino che però da anni vive in Canada, in British Columbia, e lo sentirete dopo di me intervistato da Gottardo Mitri, un docente di lingua e cultura friulana, che ci spiegherà proprio i motivi di questa sua opera. E quindi da qui, da oggi, parte questa maratona, una maratona che tra l'altro cerca ancora voci, quindi chiunque di voi fosse interessato a leggere un canto può candidarsi contattando la nostra biblioteca. Saremo veramente felici di sentire le vostre voci, leggere questo poema eterno che è sempre bello risentire. Ovviamente io vi invito a rileggerlo proprio nella lingua e nella stesura di Dante, accanto alla lettura che faremo noi in friulano. Gli anniversari sono belli anche per questo, perché ci riportano a riscoprire pagine della nostra storia, della nostra letteratura, e tutte le volte ci fanno crescere, ci fanno conoscere qualcosa di nuovo. Tra l'altro questa lettura viene anche in un momento un po' particolare. Noi partiamo adesso con l'Inferno, tra fine maggio e giugno sarà la volta del Purgatorio, e infine a settembre, quando proprio le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante entreranno nel vivo, sarà la volta del Paradiso. Come sapete stiamo vivendo un periodo che non è facile per nessuno, è un periodo di sofferenza, è un periodo di buio, e quindi noi in questo momento scendiamo all'inferno. Però scendiamo all'inferno con la consapevolezza che ritorneremo a vedere le stelle, perché poi c'è il purgatorio e poi ci sarà il paradiso. Quindi la fine della sofferenza, il ritorno alla pace e alla serenità. Questo è il percorso che noi in questo momento ci accingiamo a fare leggendo Dante, e speriamo che possa essere una metafora dei mesi che ci aspettano e della ripresa che necessariamente dovrà esserci. Quindi una buona lettura a tutti, buon Dante D, e a tutti una buona ripresa, perché appunto presto rivedremo le stelle. Benvenuti a tutti a questi incontri tal centenari dalla morte di Dante Alighieri. E due benvenuti anche a Hermes Culos, che è in collegamento di là dalla grande area e dall'oceano con noi. Benvenuti e buon dia a te Hermes, perché la di te anche mobile clar. Allora, Hermes, è l'occasione di fare un po' dalla Divine Commedie. Dos parole di introduzione. Il titolo originale di Dante era Commedia. È stato Boccaccio che l'ha commediato tutto e l'ha fatto conoscere questo grande lavoro di Dante con il nome proprio conosciuto, Divina Commedia. C'è la Divina Commedia. È un capolavoro, non diserei dalla letteratura d'uomo italiana, ma si può dire dalla letteratura mondiale, che può dire mettere d'ogni ai grandi protagonisti della letteratura mondiale, tanto che Shakespeare, per fare un nome, o Omero e tutti gli altri.
Ik verveling dalla Divine Comedie, c'era ese la Divine Comedie in dos paraulis. Alle un poema allegoriche didascalic sugli liendis humanis, liendis dall'om, liendis dalla sua vita umana e spirituale, declinate in tutti i sos formis, tai vicis, tai pecchias e anche tali virtus. Ma quel che ha chiappat come riferimento culos è la traduzione della Divina Comedie dalla forma originale in tal Furlan di San Juan che ha la sua caratteristiche particolari, ma in tutto caso è una forma di lingua del tutto rispettabile. Allora, la traduzione è di voltare dalla forma originale di un'opera letteraria in un'altra lingua. E allora, voltare non è un semplice esercizio, è di in qualche modo c'è anche di fare una scelta che tu vorrai fare anche tu, Hermes, in tal senso. Hai tu scelto la forma letterale o hai tu fatto una scelta in forma come di interpretazione dalla lingua d'opera di Dante? C'è tu scelta allora in tal tuo lavoro di traduzione? La mia scelta è che è stata un po' letterale e un po' interpretazione, senz'altro. Come esempio, la prima riga del printer set della prima terzina dall'Infier, nel mezzo dei cammini di nostra vita, mi trovai per una selva oscura, eccetera. E io lì la mia trascrizione è a metà strada dal nostro Lambica, mi sono gettato un bosco così scuro e via dicendo. Io in una maniera hai interpretato nel mezzo del cammino di nostra vita come intermiesta al nostro Lambica. E che lì è una sorta di interpretazione, non è senz'altro, non è una traduzione letterale. No? Come esempio, il passé che hai scelto l'Ambica, il passé che come Furlan, forse i può dire che il vidi è una sorta di l'Ambica, da principio in ultimo, senz'altro eens perdante in tal sovias, in tal l'infiere, in tal purgatori, all'era una sorta di lambica. E allora perché li hai tradotto e interpretati in che maniera lì? Non sai se lì ha risposto alla tua domanda. Sì, è preciso, ma sono d'accordo con te perché il vivi è un lambicassi, no? Lambicassi che etimologicamente avviene noi Furlan si conoscevamo della questione di alambic, no? L'alambic si vede che sì. Dall'alambic aveva fuori la snappa non aveva fuori come viaggia un rubinetto, aveva fuori gote a gote, in tal senso che prima di arrivare sotto dalla taccia e dal seglone là che la metti, è proprio una sofferenza che dalla bolidura dalla trappa al passo attraverso la serpentina fino a risfredarsi e viene gote su gote. È proprio un lambicà. Ma che altre domande che voi fate? Il Furlan ha tante varietà e tutti validi e tutti buoni. Tu hai scelto la variante dal tuo paese di nascita, la lingua, la tua marilingua, la lingua che tu hai suppato di frutto di tomare dal tuo ambiente. Ma differente di un'altra forma, c'è ti dava di più questa tua marilingua? La mia marilingua mi deva che conforti essere proprio il marilingua, no? Adesso io avrei potuto descrivere in quell'altro Furlan, ma è stato che diceva come che ti dici tu, perché era non doma la mia maniera di parlare, di conversare, di
relacions con altra gente. Allora il me parla varè sfotfadia e non mi sarei sentito di casa se avessi usato un'altra lingua che per altri furlans sarebbe stata quella marilengua, no? Non sai. Sì, tu sei corretto. È stata una scelta per me a mondo naturale, no? E di fatto le corrette che tu dici serve perché l'aspetto naturale non si ha di dismentare. Tra l'altro l'aspetto naturale che è sempre coniugato con quell'aspetto dal sentimento dall'anima. La lingua dall'anima per tutti e in tutto il mondo è la marilingua. È stato rimarcato di poi critici che per esprimere poesie, in particolare poesie alte, ascondo per la marilingua. Se no, la scelte altre è, come dire, una violenza anche al proprio sentimento. E io penso che tu vedi assolutamente abdicato, hai essi violentato e tu hai adoprato la marilenghe. Non è così? È preciso così. Uno dei robe che hai sempre apprezzato dal Furlan è la sua varietà. I chati che altre varianti del Furlan sono domo rispettabili, sono mondi bielis. Noi mai avuto alcun contro di altre varietà dal Furlan, anzi, però sono altre varietà, no? Come ti hai detto tu, il Furlan di San Juan, il Furlan di Cesarsa, è una roba mondo naturale per me. Come che il Furlan di altre zone del Friuli è una roba mondo naturale perché lo do, perché lo parli. Per me se avessi aggiunto un'altra forma del Furlan sarebbe precisamente stata un'applicazione come ti dici. E gli FS sono scelte proprio naturali, sto dicendo correttamente. Io mi permetto di fare un esempio che ha fatto anche questo grande poeta una scelta naturale, che è la novella Cantarotti, le straordinarie poesie che ci ha regalato dal Furlan di un paesotto, di una borgata di Navarons, alle di 70 alt dal punto di vista lirico. Ma contimi un po', si fa vedere di 100 anni, mica di Nainis, c'è difficoltà ti sento che sta davanti? Andestas, adesso non può specificare, ma senz'altro andestas. La difficoltà è stata in due maniere, no? La difficoltà perché l'opera di Dante stessa è, come si dice, si tratta di miars di regis e di terzini. No? Lì è una difficoltà di quantità. Di qualità è stato tante volte si mi sono stato in difficoltà con la forma stessa, no? Con la terzina, con la endecasillaba, lì a provare a ritenere la forma più manco di Dante, ma non è stato sempre facile. No? E dopo le difficoltà sono state istanti in tal capire certi spunti storici, teologici, si sa, massima in tai cantos, in la cantica del paradiso, del purgatorio. Così saranno stati dalle difficoltà, non insuperabili, ma dalle difficoltà sensate. Beh, sì, le difficoltà erano di interpretazione, perché l'opera vendita che è didascaliche e anche allegoriche, ma lì si fa vele di teologia, si fa vele di filosofia, non è facile. E poi non è in secondo ordine, ma è anche di cercare di mantenere anche la rime, no?
anche le rime, perché non è sempre fa combaciare le finali di ogni terzine. E troppo tempo come tu ti avevi domandati? Dal momento che hai attaccato fino alla sua conclusione, mi avrà voluto un 4 o 5 anni di tenermi impegnato. Non sempre, però una mezz'ora, un'ora, dalle volte su un par di ore, dalle volte su qualche minuto, ogni giornata più o manco, però in la durata di diversi anni. In effetti sì, un lavoro grande. Io volevo comunque là in sotto in qualche esemplificazione, ma giusto in forma lisera, no? Anche per marcare il localismo, cioè proprio la lingua dall'etnos, cioè dalla favelata locale. Qua anche tu in Talunfier al Chiant tu favelis dalle Furis e tu li descrivi, e favelant dalle Erinis e tu favelant dai Chiavei, tu favelis che i Chiavei erano tant che sbis, no? Sbis è una parola un fregenin poco doprade, ma che in effetti che a San Juan di Cesarse c'è volevi il disi, c'è un sbit. Un sbis. Un sbis è come un madrasut. È un madracut, esattamente, che per italiano è l'orbettello, no? L'orbettello. Sì. E anche per marcare la differenziazione proprio dal furlan. Alla grosse abbiamo fuori nette la differenziazione tra il furlan aquileies e il concordies. Tutto dopo, come che le corrette si sente di qua da Laghe, io sono di là, appena di là da Laghe, perché di Casarse al mio paese non passa nessun paese per la quale si proprio tedesco. Per il verbo andare dal volgar corrente italiano, chi la forma di qua da Laghe si dopo il verbo zi, all'esud, all'esuda e via avanti. Tanto è vero che lo dopo anche Zante. Capisci la differenziazione? Anche Dante adopera la forma gir. Allora, dal punto di vista filologico, quale che è la giustificazione? In tale forma anche italiana e medievale esisteva il verbo allare, che è continuato a vivere dal francese, all'è, e dal furlan di là da Laghe è continuata la forma corta di là. Allora, sì. Dici che tu dal furlan di Cesare tu sei poi coerente filologicamente col verbo secundante. Ecco, in più, le forme localistiche di qua, tu dubbi la forma dal dativ, ghi hai dit, no? Dopo la forma pronominale ich per le femminili, per lei, anche queste sono caratteri ben chiari di cada Laghe. Altre parole che tu hai sdoprato, ti visiti qualche parola particolare, suggestive, qualche elemento che ti lega con San Juan? Che espressioni lì che ti ho menzionato sono mondi comuni e mondi usati nella mia commedia e non perché in altri lavori, come che di senz'altro, di ich, massima ich, mi ricordo che un par di anni fa di là da Laghe mi aveva domandato ma perché io uso la parola ich che noi non la conosciamo. Ho detto beh, la usi perché è una parola che usiamo ogni giorno nei nostri furlan, nella varietà di San Juan e Cesare. Come dimostrazione che vedete che vi fate una piccola poesia di Pasolini stesso che l'aveva usata anche lui, che la usava. Non perché era una roba straordinaria, ma perché è una roba un po' naturale. Sì, naturale, perché rientra anche in tale discorso, in tale discorso generale dalle lingue. Dante aveva studiato in sotto anche
la lingua in generale doprada in Italia, che era in dialetto, tra suoi studi dal divulgare eloquenza, lui ha fatto di lingue municipali. E tu, con questa esemplificazione, tu hai detto correttamente che è un'esemplificazione di lingue municipali, cioè dal municipio, cioè dal puesto, no? E con una nota un po' che, per dire il senso che tu hai dato in qualche volta tra la traduzione, in tal paradiso al tiant siete, che è Dante lì, che è davanti di Beatrice, e sturnit, no? Sturnit, tu dici che colà mi feva il chiaf come un mona, tu hai scritto, e poi caratteristiche di questo è specifiche. Si è istupidito e mi ha istupidito si è stupidito e mi ha un po' lasciato Beatrice. Quindi è un'esemplificazione proprio che tu dopri la lingua proprio tranquilla, che esemplifica la forma di stordito, no? per Furlan. Sinte, tu hai detto che tu hai fatto tesori, chiaramente, menzioni che l'altro grande capolavoro dalla letteratura europea, che è il Don Chisciotte di Cervantes. Tu hai fatto che lavoro qui, tu hai svoltato anche Talk di Serpis, tu hai svoltato anche l'Hamlet, no? Il Vangelo, anche un talk tu sei. A tu per caso, Hermes, altre sfide davanti a te? Una sfida al momento, una sfida forse dalle più grandi in tutti i lavori che hai tradotto, è che di tradurre Milton, il Paradise Lost di Milton, sì. che stai lavorando intorno di che, ma e che c'è ora difficoltà a tradurlo, senza altri se non traduci Dante o traduci Ariosto. Sì, che ti has fatto. Ma chi magari, sì, con che autore, tra virgolette, italiano, se tu puoi partire dalla lingua italiana, chi tu hai misurati con l'Old English, no? Con l'inglese proprio di Milton, con il Paradise Lost, anche questo un lavoro che va in sotto un po' anche dalle caratteristiche proprio da Homs, dalle sue voice, come che l'ha anche fatto Dante dalla sua Divina Commedia. Ecco, fanno un ultimo saluto, allora, io come cultore dalla letteratura furlana e dalla cultura della letteratura in generale, e disi grazie per questo lavoro che tu non sai regalare. Io appena che l'ho fuori, tu hai pubblicato in tal 2006, no? Appena mi fuori io ho ordinato subito 4-5 copie e mi sono arrivati dal momento. Ecco, io aspetto magari altri lavori. E dicevi che ti ringrazio per aver fatto il sacrificio di accrompare un numero di copie dalla mia commedia. Ma per me almeno una copia meritava di venire comprata e di leggerla. A lei il Furlan di San Juan, di Cesarsa, non arriveremo mai con nessuna traduzione all'altezza dell'originale, che non vale neanche la pena di menzionarlo, però è bello provare a arrivare il più dongia possibile. Ma io ti conti un aneddoto che io faccio scuole, faccio corso all'università di Cadillac, corso della terza età, e i parti sempre in esemplificazione di una banda Dante e di 4 bande la tua traduzione. Mi visi di aver citato il chiant quint dall'Unfier, noi a manco che al palazzo, anzi al Cistiel di Gradara, lì che tu sai che è succeduto il fatto di
di Paolo e Francesca, e l'ha letta in tale forma che tu avevi svoltato per fulano. Sono stati due giudicatori. Allora, gli hai provato, insomma, giustamente a slardiare questo lavoro che tu hai fatto e a fare prese a poi persone che hai potuto. Ti ringrazio tanto e di bande nestre qui dal Friuli un gran saluto e un buon review di Saprest Hermes. E stammi bene. Tante grazie, Gotthard. Io apprezzo gli auguri e i saluti. E a te vuoi ringraziarti per tutto il tuo interesse per Robis Furlanis, che hai letto il tuo curriculum vitae e che mi ha impressionato. E grazie di nuovo. Grazie, arrivederci Hermes. Arrivederci, senza altri. Yeah.